Manifestazione davanti alla sede dell'ASP di Cosenza, cittadini solidali con i manifestanti, chieste nuove assunzioni e il diritto alla salute, domani tutti a Roma. La Calabria fa registrare numeri alti di contagio, oggi raggiunta quota 560, preoccupa il Cosentino, 276, 5 le persone decedute, 4 nel Reggino e 1 nel Vibonese. Calabria sempre ultima nelle somministrazioni, adesso si punta sui medici di base per accelerare, intanto per i caregiver non vi è la possibilità di vaccinarsi, la piattaforma non comprende il codice. L'appello del sindaco di Cassano, i contagi crescono e il comune non ha i mezzi per fronteggiare l'emergenza, chiedo l'aiuto dell'esercito. La cosca calabrese dei Gallace nell'elite del narcotraffico, 20 le ordinanze di custodia cautelare emesse da DDA di Catanzaro. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque continua la protesta dei movimenti cosentini per la salute pubblica che hanno occupato nell'ordine cronologico prima i locali dell'azienda ospedaliera, poi di quella sanitaria. Questo pomeriggio c'è stata una manifestazione davanti al palazzo dell'azienda sanitaria in via degli Alimena a Cosenza per lanciare le prossime manifestazioni, la prima che si terrà a Roma. È stata anche l'occasione per ribadire alcuni concetti sulla necessità di un cambiamento radicale nella sanità calabrese, con le testimonianze di molti cittadini che hanno parlato delle proprie esperienze personali. Sentiamo. Questo vuol dire sanità pubblica in Calabria. Non vuol dire ospedali da campo semivuoti quando non dovevano funzionare e smantellati adesso che ce ne sarebbe il bisogno, o riconvertiti. Non vuol dire piani vaccinali assolutamente incapaci di raggiungere la popolazione. Chiedono un cambiamento radicale nella sanità calabrese. Continua con un crescendo la mobilitazione dei cittadini che nelle ultime 24 ore hanno presidiato l'azienda ospedaliera prima e poi l'azienda sanitaria di Cosenza. Oggi pomeriggio, davanti al palazzo di Viale della Dimena, si sono alternate più voci, uomini e donne che, con i loro interventi, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia impellente un intervento deciso per migliorare l'assistenza ai cittadini. Non ci basta più la pazienza, alzarsi la mattina, andare in ospedale, chiamare questo, chiamare quell'altro. Adesso serve veramente non lo so che cosa, perché ho perso proprio le speranze. Abbiamo sentito la responsabilità di agire di fronte a quella che è la tragedia sanitaria a cui stiamo assistendo in queste ore. Non potevamo rimanere inermi e silenti. Noi lo stiamo denunciando ormai da tantissimo tempo. La Calabria ha bisogno di cose chiare, un intervento poderoso dal punto di vista economico, della liberazione delle risorse da parte del Ministro Speranza e di questo governo. C'è bisogno di riaprire i 18 presidi sanitari che sono stati chiusi negli ultimi anni. C'è bisogno di assumere a tempo indeterminato, con tutele reali, il personale sanitario. Parliamo di OSS, infermieri e medici che in questo momento sono al fronte, senza tutele, tantissimi loro contraggono il Covid. Questa è una vera e propria emergenza di fronte alla quale la politica latita. Abbiamo capito che ormai i commissari, sia quelli locali che il commissario Longo, non servono praticamente a nulla, perché se la sanità viene ancora vista come una spesa da tagliare e non come il migliore investimento possibile per questa terra, ovviamente non se ne esce. Noi oggi siamo qui, domani saremo anche a Roma, dove i calabresi fuori sede hanno indetto una manifestazione sotto la sede del Ministero della Salute a Trastevere per chiedere un intervento rapido del governo. Non ci stiamo e non ci possiamo rassegnare al fatto che i nostri concittadini, come è avvenuto nelle scorse ore, muoiano senza cura all'interno di un'ambulanza. Tutto questo mentre anche la campagna vaccinale in Italia, in Calabria in particolare, deve darsi una sveglia, serve un'accelerazione. Oggi in Germania sono state effettuate 730.000 vaccinazioni, mentre in Italia siamo sotto la soglia della metà di questo numero e l'obiettivo era per aprile di raggiungere le 500.000 vaccinazioni, obiettivo che sembra lontano, è stato spostato in queste ore a maggio. In Calabria serve un'accelerazione e si propongono i sindaci di tornare a fare quello che hanno fatto con successo per una fase della campagna vaccinale. Sentiamo.
Hanno inoltrato una richiesta formale al commissario ad acta alla sanità della Regione Calabria, Guido Longo, 90 sindaci della provincia di Cosenza, che chiedono l'affidamento diretto ai comuni, soprattutto quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, dell'organizzazione della campagna vaccinale, per dare un'accelerata all'immunizzazione della popolazione alla luce di quanto sta accadendo nella nostra regione, fra le ultime a livello nazionale. Chiedono che sia data la possibilità ai singoli comuni di ricevere le dosi necessarie per le loro comunità attraverso una convenzione con i primi cittadini e con l'ANCI e con il supporto dei medici di famiglia che hanno già dato la loro disponibilità. Uno sgravio di impegno non indifferente per il sistema sanitario centrale, che potrà concentrare le proprie forze sui centri con maggiore densità di popolazione. Qualcosa si sta muovendo, è arrivata per esempio la risposta al sindaco di Carolei, Iannucci, che ha ricevuto appunto la risposta alla sua richiesta e Carolei sarà inserito in piattaforma come centro vaccinale secondo i tempi organizzativi necessari, si dice. Sono tempi che servono anche a Poste Italiane, si dice nella mail che ha ricevuto il primo cittadino di Carolei per l'iter burocratico, e poi al termine di quanto descritto sarà compito del direttore del distretto sanitario procedere all'organizzazione dell'agenda di prenotazioni in piattaforma. Quindi arrivano alcune risposte. Anna Franchino faceva riferimento ai medici di base, firmato finalmente un accordo che era sul tavolo da troppo tempo. Adesso 1500 medici di base in Calabria sono disponibili per dare una mano alla campagna vaccinale, e questo vuol dire molto in termini di vaccini, sempre che arrivino le dosi necessarie per inoculare l'antidoto contro il Covid-19 a tutti i calabresi. Un documento pronto da settimane, mancava la firma per attivare 1500 medici di famiglia pronti a darsi da fare per partecipare alla campagna vaccinale. Adesso sarà solo una questione di disponibilità di dosi perché il personale è pronto. Abbiamo adesso la disponibilità piena di 1500 medici di famiglia della Regione Calabria, quindi se lei ipotizza anche 50 dosi settimanali a medico, 50 vaccini settimanali a medico, abbiamo una potenzialità di vaccinare oltre 75.000 calabresi ogni settimana. Quindi il problema non è più chi fa il vaccino, ma il problema è avere i vaccini. Chi fa il vaccino ha anche un grande vantaggio, perché nel modello che abbiamo costruito, lei ha parlato dei sindaci, i sindaci ci sono stati molto vicini. Il modello deve essere più capillare possibile, cioè noi dobbiamo permettere anche ai centri vaccinali dei piccoli paesi di poter usufruire della piattaforma e di poter avere la possibilità di vaccinare in prossimità dei cittadini. Una cosa voglio chiarire ai cittadini, perché sono arrivati moltissime telefonate ai colleghi, anche a me: non è il medico che prenota. Questa penso che sia un chiarimento dovuto ai cittadini. Non è il medico che prenota, il cittadino deve prenotarsi sempre sulla piattaforma e poi praticamente il medico dà la sua disponibilità ad andare nei centri vaccinali, oppure dove sono già presenti le unità complesse di cure primarie, mi riferisco nel Catanzarese, può rivolgersi alle unità di cure primarie. L'apporto dei medici di base potrà contribuire a superare anche il problema delle vaccinazioni a domicilio per i soggetti in difficoltà e il nodo irrisolto dei caregiver. Noi abbiamo sbloccato questo discorso della vaccinazione domiciliare. Devo dire che molti colleghi, veramente colleghi di buona volontà, hanno iniziato già a fare la vaccinazione domiciliare. Però diciamo va fatta in sicurezza, va fatta con un'automedica, medico e infermiere, quindi ci sono dei criteri da seguire che abbiamo rimesso nero su bianco per quelle che erano le indicazioni del piano vaccinale nazionale, quindi diciamo li vaccineremo in piena sicurezza. Ogni medico di famiglia darà un elenco dei pazienti non trasportabili, dei pazienti realmente non trasportabili, che saranno vaccinati a casa. Noi sappiamo chi sono i pazienti diciamo non trasportabili,
e le persone che li assistono li vacciniamo in contemporanea. Questa potrebbe essere una proposta. Il sindacato dei medici di base denuncia le difficoltà legate all'utilizzo della piattaforma, sollevando un sospetto. Poste Italiane non ha ancora inserito da 15 giorni, questo non dipende dalla Regione Calabria, dipende dal fatto che Poste Italiane sta dando forse un pizzico di attenzione di più alla Lombardia e meno alla Calabria, e così non va bene. Vediamo adesso come procede la campagna vaccinale sul Tirreno Cosentino con il direttore del distretto, Angela Riccetti. Dottoressa Riccetti, come procede allora la campagna di vaccinazione sul Tirreno Cosentino? Sta procedendo bene, noi adesso abbiamo quasi fatto 30.000 dosi di somministrazione di vaccino, quasi il 60% con Pfizer, perché la vaccinazione ha interessato la categoria degli over 80 e quindi abbiamo concluso la vaccinazione per quanto riguarda le seconde dosi e adesso stiamo continuando a lavorare utilizzando appunto la piattaforma di Poste Italiane. Per adesso sul Tirreno sono attivi 4 punti vaccinali. Il punto vaccinale di Amantea, che si occupa soprattutto degli over 80 e dei fragili, il punto vaccinale di Paola, che è dedicato alla somministrazione di AstraZeneca, il punto vaccinale di Cetraro, dove somministriamo per gli over 80 e i fragili, e il punto vaccinale di Praia, anche questo per i fragili e gli over 80. Tutta la prima fase della campagna vaccinale, che è stata affidata ai distretti in collaborazione con i medici di medicina generale, si è svolta in modo esemplare, proprio grazie alla collaborazione con loro, che poi sono quelli che sono i primi attori sul territorio e quindi conoscono i loro pazienti, hanno la possibilità di parlare con loro e anche di fare un'ottima informazione per quanto riguarda l'utilità della somministrazione di vaccinarsi. E adesso sono coinvolti proprio ancora di più, no, nella campagna di vaccinazione dopo l'accordo che è stato siglato in Regione? Sì, adesso sì, è ancora più strutturato l'accordo, quindi anche il tipo di organizzazione, il tipo di collaborazione che dobbiamo mettere in campo. A brevissimo ci incontreremo, io già oggi ho un incontro con i colleghi sul distretto proprio per realizzare insieme delle procedure che ci permettano di correre in questa campagna di vaccinazione. Allora, intanto arriva la sospensione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, Vaxzevria, questo è il nome attuale, fino a nuova disposizione per le forze dell'ordine. Si conferma la sospensione dunque per quanto riguarda le forze dell'ordine. Fonti della difesa sottolineano come la nota ribadisca quanto previsto dall'ordinanza del 9 aprile firmata dal commissario per l'emergenza Figliuolo, quindi nella quale si ridefiniscono le priorità del piano vaccinale dando priorità a over 80 e fragili. E poi si dice però che c'è l'ok alla seconda dose per queste persone che hanno ricevuto la prima dose. Le vaccinazioni, dice ancora la nota, potranno invece proseguire con Pfizer e Moderna limitatamente al personale sanitario e al personale a cui è già stata inoculata la prima dose. Dunque uno stop parziale. E adesso parliamo invece di numeri del contagio, ancora tanti in Calabria, superiori ai 550, ci sono ancora 5 decessi e soprattutto un dato importante che entra anche in gioco quando si deve stabilire il colore di una regione, la saturazione delle terapie intensive, siamo a 45 posti occupati. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 669.773 soggetti, più 3.097 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 53.584, più 560 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 276, a Catanzaro 88, a Crotone 52, a Vibo Valentia 29, a Reggio Calabria 115, da altra regione sottoestero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 474 nei reparti di malattie infettive e 45 nelle terapie intensive, 5 vittime nelle ultime 24 ore, 921 in totale dall'inizio della pandemia. E l'aumento dei contagi preoccupa l'intera Calabria, secondo indiscrezioni però si parla di zona gialla per la nostra regione, gli ospedali sono saturi non soltanto nella provincia di Cosenza ma anche a Catanzaro. Sentiamo il primario del reparto di malattie infettive, Lucio Cosco, che dice acceleriamo le vaccinazioni.
La Calabria potrebbe cambiare ancora una volta colore passando in zona gialla, eppure nell'ultima settimana risulta, secondo quanto riferisce il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, un peggioramento dell'indicatore relativo ai casi ogni 100.000 abitanti. Il primario di malattie infettive del pugliese Ciaccio di Catanzaro conferma il pienone dei ricoveri anche nell'ospedale del capoluogo. Stiamo vivendo giorni di grossa preoccupazione, perché anche se dimettiamo ci sono sempre persone che purtroppo hanno bisogno del ricovero, per cui siamo pieni, superiore al 100% la nostra capienza. Abbiamo 36 posti letto, ma siamo arrivati anche a 38 pazienti ricoverati. Preoccupano le varianti anche alle nostre latitudini. Sicuramente ci sono e sicuramente sono la maggioranza, visto che ora l'età media dei ricoverati nostri si è abbassata. Ci sono parecchi pazienti con cinquantenni, ma anche di 30 anni. Anche se non abbiamo, diciamo, il conforto laboratoristico, sicuramente questi pazienti sono affetti dalla cosiddetta variante del Covid. Bisogna vaccinarsi, questa è l'unica soluzione per contenere l'emergenza. È successo che le persone sono sempre più in preda a delle notizie contrastanti, e questo non fa altro che diminuire la fiducia nei vaccini, che deve esserci verso tutti i vaccini, perché tutti i vaccini sono utili nel prevenire questa malattia che è molto seria. Il sindaco di Cassano lo Ionio, in provincia di Cosenza, Gianni Papasso, ha chiesto al prefetto Cinzia Guercio l'invio dell'esercito per attività di controllo del territorio alla luce della crescita dei contagi da Covid-19. Bisogna evitare, ha detto, che l'irresponsabilità possa gravemente mettere a rischio tanti cittadini che invece rispettano le regole. Noi siamo reduci di una zona rossa, diciamo tutta nostrana. Infatti il 23 gennaio fino al 14 febbraio io ho dichiarato Cassano zona rossa perché i contagi erano saliti notevolmente e quindi c'è stato bisogno di un po' di sacrificio da parte della popolazione, che ringrazio perché ha collaborato, e stavamo scendendo notevolmente. Poi nell'ambito, diciamo, di questa risalita dei contagi in tutta la provincia di Cosenza, ovviamente ha interessato anche Cassano. Io ricevo quotidianamente lamentela da parte dei cittadini, controlli. Noi abbiamo un comune fatto da 400 abitanti, tante zone di campagna, 2 villaggi turistici importanti, tante zone di campagna. Con i vigili urbani che abbiamo a disposizione non riusciamo a garantire una presenza massiccia sul territorio. Siamo stati aiutati dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dal gruppo di Sibar, che ringrazio sentitamente, però anche loro hanno da svolgere altre attività. Nel corso dell'ultimo anno, in piena pandemia, io sono stato in grado di mettere a disposizione del comandante dei vigili urbani anche altre 8 unità, i cosiddetti vigili stagionali. Oggi questa possibilità non ce l'ho più perché non abbiamo approvato il bilancio, i comuni hanno grossissime difficoltà per quanto concerne la tenuta dei bilanci stessi, e di queste cose il Parlamento, il Governo e il Paese ne sono abbondantemente a conoscenza. Allora cosa potevo fare? Mi sono rivolto a Sua Eccellenza il Prefetto chiedendo aiuto, come è stato fatto in altri comuni, di poter avere l'ausilio dell'esercito per controllare, per scoraggiare coloro i quali non vogliono attemperare, non vogliono rispettare quelle che sono le disposizioni del sindaco, che poi peraltro sono le stesse disposizioni più o meno che vengono dettate a livello nazionale, a livello regionale. Io sono preoccupato, penso in una fase come questa un sindaco la prima cosa che deve fare è quella di tutelare gli interessi, la salute dei cittadini di Cassano. Si dicono amareggiati i familiari dei parenti deceduti nei giorni scorsi mentre erano in attesa di ricovero all'Annunziata di Cosenza. Dopo le parole del direttore sanitario dell'ospedale testimoniano invece quanto è accaduto.
Non c'è stato alcun decesso in ambulanza e posso escludere anche una morte in pre-triage. Queste le parole, il virgolettato rilasciato all'agenzia ANSA dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, parole che fanno rumore e non lasciano indifferenti l'amarezza dei familiari che hanno perso i loro cari. Sicuramente siamo dispiaciuti per quello che sta succedendo, per quello che è accaduto sicuramente a mio zio nei giorni scorsi. Sabrina Zanfino è la nipote di un uomo che ha perso la vita in attesa di essere ricoverato all'Annunziata di Cosenza. Ci tiene ancora di più oggi a testimoniare il dramma vissuto dalla famiglia. Mio zio è arrivato in ospedale il 7 mattina, 7 aprile, intorno alle 11:30. Purtroppo è deceduto nelle prime ore del mattino successivo, io non so precisamente a che ora purtroppo. Sicuramente nelle prime ore del mattino, quindi abbiamo una finestra abbiamo molte ore in cui questa persona è stata, immaginiamo, abbandonata, non lo so, sicuramente non ha ricevuto le cure giuste in un pronto soccorso, in un pre-triage, in ogni caso non era nel reparto adatto. Lui anche mostrava molta lucidità nelle ore precedenti, ha avuto contatti con noi fino alla tarda sera. Ha avuto anche una telefonata con mia zia, con sua moglie, intorno all'1:15 della notte. Lui era molto tranquillo, aveva un atteggiamento molto positivo e purtroppo poi si è aggravato probabilmente nella nottata. Infatti già nell'ultimo contatto con mia zia appunto mostrava un cambio d'umore. L'unica cosa che so è che appunto è stata fatta anche una TAC molte ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso nel tardo pomeriggio. La TAC appunto mostrava la gravità polmonare poiché aveva un polmone compromesso del 75%. Dunque nonostante questo, che è avvenuto nel tardo pomeriggio di giorno 7, è deceduto la mattina successiva senza essere trasportato nel reparto giusto. Sicuramente vogliamo sapere perché non ha ricevuto le cure giuste. Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca. Oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma, coordinati dalla DDA di Catanzaro, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di esponenti di una organizzazione transnazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti riconducibile alla cosca Gallace. Sentiamo. Era il Costa Rica la porta per far arrivare la cocaina in Europa, un narcotraffico internazionale gestito dalla cosca Gallace di Guardavalle. 20 gli arresti, di cui uno ai domiciliari. L'operazione, denominata Molo 13, è l'epilogo di una complessa attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro. Sequestrati anche beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. I Gallace dunque nell'elite del narcotraffico. È stata sempre una famiglia di 'ndrangheta abbastanza considerata di peso anche presso il crimine di San Luca. Però certo ci ha sorpreso questa grande proiezione internazionale, ci ha sorpreso l'evoluzione che questi avevano di conoscenze nel mondo, perché addirittura si proiettavano verso l'Australia, verso la Nuova Zelanda. Ma ci ha sorpreso anche la capacità che questi hanno avuto, diciamo, di inserirsi in un circuito telematico che non è di tutte le organizzazioni criminali. A San José, in Costa Rica, il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e i militari della Guardia di Finanza si sono recati alla ricerca proprio di un server che, attraverso un software, consentiva alle organizzazioni criminali di comunicare senza essere intercettati. Le indagini hanno così consentito di bucare un sistema criptato con 96.000 account. L'importanza di questa verifica tecnica degli account e della messaggistica che interveniva su questo account si è compresa nel corso delle indagini anche grazie al fatto che a Guardavalle sono stati individuati una serie di apparati elettronici, quindi che operavano sul territorio di Guardavalle, equipaggiati con SIM straniere e che operavano con il sistema di comunicazione cosiddetto PGP. E questo sistema di comunicazione era quello che poi veniva allocato sul server
Costa Rica. Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato che il mercato dei gallacei si stava espandendo anche in Australia, una cosca che aveva uomini militarmente organizzati e stabilmente residenti anche in Toscana e nel Lazio, ma con il centro direzionale ben piantato a Guardavalle. I gallacei inoltre è emerso che avevano contatti ad altissimi livelli con i fornitori in Sud America e con gli uomini piazzati nei porti. La coca arrivava dalla Colombia, dal Brasile e dal Costa Rica. E adesso l'economia con la nostra rubrica sulla borsa. Chiusura in ordine sparso per gli eurolistini, focus oltreoceano sulle trimestrali con i conti di Bank of America e Citigroup che hanno riportato ricavi sul trading oltre le stime. Le indicazioni macroeconomiche dai risultati corporate alimentano le aspettative di un forte rimbalzo dell'economia grazie anche agli stimoli monetari e fiscali che stanno supportando la ripresa e il rally dell'azionario. Il presidente della Fed, Powell, ha confermato nuovamente il sostegno all'economia chiarendo che la banca centrale ridurrà progressivamente gli acquisti di titoli molto prima di alzare i tassi di interesse e che i policy makers sono ancora lontani da considerare tale ipotesi. Gli operatori continuano a monitorare le eventuali minacce derivanti da nuove ondate di Covid, le difficoltà nella distribuzione dei vaccini ed eventuali rialzi eccessivi dell'inflazione. Così il FTSE MIB e l'Ibex 35 di Madrid chiudono in frazionale ribasso meno 0,2, in lieve rialzo il DAX di Francoforte più 0,3, il CAC 40 di Parigi più 0,4 e il FTSE 100 di Londra meno 0,7. A Wall Street avanzano il Dow Jones e l'S&P 500 più 0,8 e il Nasdaq più 1. Sul Forex l'euro-dollaro arretra leggermente a 1,196 mentre il cambio tra biglietto verde e yen si attesta a 108,8. Viaggiano poco mosse le quotazioni del greggio con il Brent meno 0,1 a 66,5 dollari e il WTI meno 0,2 a 63. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si contrae a 102 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. Tornando a Piazza Affari, fra le aziende più capitalizzate avanzano soprattutto Amplifon più 2,8 e Inuit più 2,15, mentre arretra Tenaris meno 3,65 dopo gli acquisti di ieri, oltre a CNH meno 1,7. Grazie e buon proseguimento di serata. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Nei prossimi giorni le condizioni del tempo sulla nostra regione saranno caratterizzate da variabilità e instabilità, sempre un contesto di clima piuttosto freddo per il periodo. La prima depressione di origine afromediterranea che interesserà la Calabria nella giornata di venerdì causerà un debole moderato peggioramento. Domani al mattino cielo generalmente nuvoloso ovunque con piogge e nevicate al di sopra dei 1200 metri su Pollino e Sila Grande, con quota neve in rialzo nel corso della tarda mattinata. Un rapido miglioramento inizierà nel corso della mattinata a partire da Reggino in estensione sul resto della regione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente mossi o molto mossi con venti che spireranno dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora una buona serata.